Vincenzo, ripercorriamo la tua carriera fino ad ora. Quali sono i cavalli del cuore e quelli con i quali hai ottenuto i maggiori successi? Ma ce ne sono abbastanza. Niente, diciamo io ho iniziato la mia carriera da inizio professionista vincendo con Pina Ardete, un cavallo che inizialmente ho fatto anche delle classiche, subito siamo stati molto sfortunati, abbiamo vinto tanti centrali, un cavallo che mi ha fatto crescere tanto. Come lui è stato world winner, Odette Giù, Osirida Griff, ho avuto la fortuna di guidare da subito cavalli eccezionali. Ho fatto degli ottimi risultati, secondo me i cavalli del cuore iniziano da loro, dai. Invece le persone particolarmente importanti nella tua carriera? Ma le persone importanti della mia carriera, diciamo, sono tra virgolette la mia famiglia, no? Che mi hanno dato tanto, mi hanno fatto conoscere un mondo così bello, perché questa è passione, ce l'ho sempre avuta da piccolo. Io mi ricordo che avevo 8 anni, già guidavo il cavallo da solo. Poi ho avuto delle esperienze con degli allenatori ottimi che mi hanno fatto crescere tanto, maturare. Ho fatto una bella cavetta. Ma tu come vivi la corsa? E poi un'altra cosa che vorrei chiederti, come gestisci anche i momenti più complicati? La corsa a volte, abbiamo detto, è improvvisazione, prendere le decisioni in una frazione di secondo, penso che sia un aspetto molto difficile da gestire. Devi essere tranquillo e sereno. Ovviamente prima di scendere in pista devi sapere, secondo me, il proprio cavallo che hai, le attitudini, le caratteristiche e poi studiarti gli avversari. Secondo me il punto forte è questo. Ma come si crea il feeling con i cavalli? Secondo me il cavallo lo devi capire, perché ci sono diversi cavalli che vanno capiti. Ti chiedo anche di ripercorrere altre emozioni, provate magari qua a Cesena, visto che è l'ippodromo per quest'estate tuo di riferimento, se non sbaglio. Sì, ci vengo quasi tutti gli anni, quindi è una bellissima emozione perché ha sempre un bel pubblico, vincere qui è sempre una bella emozione. Siamo qui tutti gli anni, no? Perché aspettiamo proprio le notturne di Cesena e ovviamente cercare di fare degli ottimi risultati. Quest'anno ho mandato pochi cavalli qua perché comunque ci sono anche corse al Garigliano a casa nostra, quindi stiamo facendo quel che si può, veniamo qui, corriamo e cercare di fare risultati. Beh, ripercorriamo allora qualche bella vittoria ottenuta qua a Cesena in questi anni. Ce ne sono state tante, non ho vinto Gran Premi, come centrali ne ho vinti anche tanti. Ho avuto delle ottime soddisfazioni, come ovviamente le soddisfazioni comunque con il lavoro arrivano sempre. Ripercorriamo anche le tue vittorie nei Gran Premi. Le mie vittorie nei Gran Premi sono state poche, ne ho vinte due, sono stati due bellissime corse, due gruppi 2, tanti piazzamenti in gruppi 1, non l'ho mai vinto un gruppo 1, ci spero di vincerne a tanti. Sono arrivato secondo nel derby, una corsa importantissima ed è stata un'emozione, secondo me è stato come vincerla, che poi arrivando secondo dietro una campionessa come unica che ricordiamo che non c'è più. Per me è stata una vittoria. Corse così importanti, tu come le affronti? La tensione, com'è il pre? Guarda, ti dico la sincera verità, sono freddissimo, non mi faccio prendere dal panico, per me è come una corsa normale, per me è come una corsa simile a tutte. Ovviamente non ho mai corso da favoritissimo, e questa secondo me è una cosa che ti fa stare tranquillo, perché da favoriti secondo me cambia, Più pressione. secondo me sì, da favoriti ci avrei più pressione, però ho guidato una sola volta da favorito e abbiamo perso sul palo, però per me è stato la stessa cosa come tutte le altre. In chiusura ti chiedo i tuoi progetti futuri. E rimanere sempre come sto facendo, anzi migliorarmi. Il percorso della mia carriera è abbastanza duro, però oddio, i risultati parlano chiaro. Mi difendo,
sono gli ultimi 5-6 anni, ovviamente guido da 8 anni e sono sempre tra il sesto e il 10° posto in classifica nazionale, quindi ci metto tanto e spero di migliorarmi ovviamente.